Per noi è veramente un piacere poter avere un momento di confronto con la stampa, un momento sereno dove stiamo sui contenuti, dove ci concentriamo sulla città, su Portogruaro, sul progetto europeo di azione e su cosa ha motivato Mario, Chiara e tutti quanti i candidati della lista di azione che partecipa per la prima volta nella sua storia alle elezioni comunali di Portogruaro. Come sappiamo, Portogruaro è una città molto importante a livello nordestino, è uno dei principali snodi infrastrutturali, è una città dove le persone, le imprese, le associazioni operano in un contesto che è sempre sovracomunale, interprovinciale e, se vogliamo dirla tutta, anche interregionale. Quindi è un contesto molto interessante. Queste elezioni comunali a Portogruaro arrivano al termine di un lungo periodo di instabilità istituzionale che ha portato ad un rallentamento dell'attività amministrativa, ha portato alla nascita di un malcontento che dal nostro punto di vista è un malcontento diffuso nei confronti di una maggioranza uscente, nettamente, chiaramente, in modo trasparente di centrodestra in tutte quante le sue sfumature, una maggioranza sul cui operato la posizione di Azione non da oggi ma da sempre, su cui Azione ha espresso una valutazione negativa. L'abbiamo espressa con il nostro stile, stando sui contenuti, l'abbiamo espressa con il nostro linguaggio, che è un linguaggio chiaro, diretto, ma comunque rispettoso anche delle opinioni di tutti. Lo abbiamo espresso in Consiglio Comunale nel momento in cui il nostro è stato uno dei partiti che ha chiesto ai suoi rappresentanti di voltare pagina e quindi anche di votare la sfiducia all'ex sindaco e all'ex maggioranza. Ci siamo posti, ecco, come dire, di fronte ad una scelta coraggiosa, e la scelta era quella di dare continuità a questa posizione, di dare continuità, di dare stabilità al nostro partito, perché crediamo che la costruzione di una lista di azione qui a Portogruaro crea le premesse, crea le condizioni per fare anche un buon lavoro a livello di partito, il partito regionale, il partito provinciale, che è qui rappresentato da Cristian Zara, nostro segretario provinciale, vuole fare un investimento di radicamento in tutti quanti i territori, di conseguenza anche nel Veneto orientale e quindi a Portogruaro. Noi abbiamo avuto da sempre, l'ho ricordato prima, un punto di vista molto coerente e chiaro, ecco, sulle vicende che riguardano la città di Portogruaro. C'è bisogno di un cambio di passo, c'è bisogno di un cambio di maggioranza, c'è bisogno finalmente di trasformare Portogruaro in una città europea. Questo è il nostro mantra. La proposta che facciamo alla cittadinanza di Portogruaro in queste elezioni comunali è una proposta che guarda al futuro, una proposta di speranza. Quanti cittadini di Portogruaro, per gli studi, per i loro rapporti, per la loro attività imprenditoriale, per il loro coinvolgimento in iniziative culturali, quanti portogruaresi hanno respirato
l'aria e hanno vissuto in contesti diversi da questo, nelle grandi città italiane, in altre regioni europee, in altri stati del mondo. Il nostro progetto parte proprio dalla voglia di connetterci con le esperienze che tutte queste persone di Portogruaro hanno avuto nel corso della loro vita per costruire insieme una Portogruaro più europea. Assolutamente. Portogruaro è già europea, deve diventare più europea e anzi siamo convinti, e anche questa è una frase che stiamo ripetendo incessantemente, che le eccellenze di Portogruaro possono essere valorizzate se inserite in un contesto europeo. Se le progettualità della città hanno una visione e un approccio europeo, ne parleranno poi le altre persone che interverranno dopo di me. Il ruolo delle città, il ruolo dei centri storici, il ruolo che le arti e i mestieri hanno nel creare comunità e nel dare lustro internazionale alla città. Noi vorremmo trasformare questo stimolo ideale, questa spinta, in un vero e proprio progetto per le elezioni amministrative. E non potevamo farlo che insieme a centrosinistra. Non potevamo farlo se non insieme a tutte quelle forze civiche e ai partiti che insieme a noi hanno, come dire, da subito fatto una scelta, non una scelta ideologica, non una scelta che ha una chiara connotazione partitica, ma una scelta di campo che parte dal presupposto che Portogruaro è una città europea che deve diventare più europea e quindi deve avere una squadra in grado di portare il meglio che è stato già sviluppato negli altri territori, nelle altre città europee, in un contesto come il nostro, che, attenzione, non è isolato dal resto del mondo. E chiudo facendo soltanto una riflessione di tipo territoriale. Io in azione seguo il Veneto orientale. Christian, e ti ringrazierò sempre per questo, mi ha dato la possibilità di lavorare nella sua squadra, nella sua segreteria metropolitana, con una delega che è territoriale, il Veneto orientale. Il mio compito in questo momento è quello di radicare, sviluppare il partito nel territorio, fare rete tra persone di buona volontà che ci credono, fare rete con gli amministratori, per poter avere una presenza nelle istituzioni, oneri e onori. Bisogna correre, bisogna metterci la faccia, bisogna mettere il simbolo, perché questo è un simbolo di cambiamento, di speranza, e quindi noi abbiamo fatto forse la scelta più difficile, ma la lista c'è, la lista è a disposizione della cittadinanza, il partito è a disposizione, è aperto ai contributi di tutti, e abbiamo pensato che fosse importante avere un momento tranquillo, sereno, di confronto, dove anche voi così avrete la possibilità non soltanto di vederci, perché forse magari ci siamo già visti e ci conosciamo già, ma di ascoltare più voci di persone che insieme a noi hanno deciso di crederci in questo progetto, che non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. Quale sarà il punto di arrivo? Una nuova maggioranza per Portogruaro, una nuova squadra per Portogruaro, ma sarà, ripeto, anche un punto di partenza, perché il nostro è un partito vero, non è un movimento, non è un insieme di individualità che si sono ritrovate, come dire, a fare le cose insieme perché ognuno ha trovato 5 minuti per fare un click sul computer e si è iscritto. Noi siamo un partito
un po' fuori moda da questo punto di vista, ma noi crediamo nelle sezioni, ci piace fare politica in un certo modo, crediamo nella militanza. Militanza significa che nelle grandi città del Veneto come Portogruaro un elettore, un cittadino di Portogruaro che in questo momento vuole votare Azione alle elezioni europee sa che nello stesso giorno può votarci 2 volte, sia alle comunali che alle europee, in un quadro di coerenza, sapendo che il suo voto non andrà disperso, perché qui ci sarà un gruppo di persone che speriamo continui a crescere, con cui fare rete, con cui confrontarsi, con cui fare politica. Conviene, non conviene? Onestamente di questo non ce ne può, diciamo, importare di meno, perché il nostro compito non è quello di fare le scelte che convengono di più nell'immediato, ok? Non è una questione di destini personali. Tra l'altro io sono candidato in un altro comune e ho avuto un ruolo di coordinamento in questi mesi. Il nostro capolista Mario Bonavia, imprenditore di Portogruaro, Chiara Patuzzo, Mario Tatalo, tanti altri, Mario Bonavia, segretario provinciale di Azione a Pordenone, che in questo momento, come dire, rappresenta al massimo sia il progetto del partito sia il progetto per la città. E quindi, ripeto, non abbiamo fatto una scelta sulla base della convenienza, l'abbiamo fatta sulla base della coerenza, l'abbiamo fatta anche per rassicurare le persone. Questo non è un taxi, questo non è un'esperienza a tempo, non è una cosa che facciamo a tempo determinato, ma lo facciamo perché guardiamo avanti. Questo vuole essere semplicemente il mio contributo al colloquio e al confronto che stiamo facendo questa sera. Non abbiamo mai cambiato posizione. La posizione che avevamo all'inizio è la posizione che abbiamo adesso. Siamo andati avanti perché non ci siamo limitati a fare un comunicato stampa o ad esprimere un punto di vista, un malcontento, una posizione, e dopo per mesi nessuno sapeva più niente, ma lo abbiamo fatto passo dopo passo, con costanza, piccoli passi, sulla base anche del contesto che evolveva attorno a noi. E siamo arrivati a qui, con una proposta, con un simbolo, in una coalizione che speriamo sia vittoriosa, perché poi insomma, il bello della politica non è soltanto fare le campagne elettorali, ma è anche amministrare. E quindi finalmente avrete la possibilità di tradurre in fatti e in successi quelli che sono i vostri valori, i temi, le proposte che vi portate dentro e che anche voi volete condividere con la città. Quindi Mario, io adesso vorrei dare la parola a te, il nostro capolista. Sono state settimane, sono stati mesi molto intensi. Molto. E lo sono ancora, e lo saranno fino al 9 giugno. E ti ringraziamo tanto per averci aiutato a costruire insieme qualcosa che sarà sicuramente una bella esperienza per tutti da qui in avanti. Intanto grazie a te, grazie a voi, grazie a Cristian, grazie a Chiara e Mario e a tutte le persone che hanno contribuito a far nascere questa lista, che è importantissima perché Azione mette il suo simbolo, mette la sua faccia, mette il suo logo su un'elezione comunale importante di un comune importantissimo del Veneto orientale, che è stato forse il più bistrattato di tutto il Veneto, perché non mi vergogno a dirlo, la precedente amministrazione della Lega ha fatto veramente un disastro, per cui va detto molto chiaramente, molto sinceramente, con schiettezza. Non possiamo permettere che le stesse identiche persone che hanno creato questo disastro tornino a governare questa città. Ci vuole un cambiamento, noi siamo l'alternativa al cambiamento, abbiamo assolutamente appoggiato il sindaco Bertoncello, ne siamo contentissimi, è una persona che ha conoscenza della macchina amministrativa, è già stato sindaco di Portogruaro, non è uno sprovveduto, sa dove mettere le mani, ma soprattutto, a differenza
dei suoi precedenti mandati, ha una squadra, e speriamo insomma, di farne parte il più possibile, ha una squadra di persone che porta un vero e grande rinnovamento nella città. Quindi prendiamo le redini di questo importante mandato, insomma, e tentiamo di fare il meglio. Per quanto riguarda la lista azione, noi siamo un partito programmatico, quindi pochi slogan, molta concretezza, e proprio per questo abbiamo elaborato un programma estremamente concreto. I punti non sono molti, ma sono importanti. Io magari vorrei esplicarne un paio, poi Chiara ha invece una sua competenza specifica che la porterà a parlare di un altro punto importantissimo del programma. Noi stiamo puntando molto sul progetto Expert Fosfati, è un esempio di archeologia industriale, la chiamano, perché è un edificio architettonicamente bellissimo ma fatiscente, lasciato all'abbandono, per cui è un peccato che sia lasciato così. Può essere assolutamente recuperato, possiamo farne un centro culturale bellissimo, può essere utilizzato per sale di lettura, biblioteca universitaria scolastica, sale di musica, auditorium, un centro di aggregazione giovanile dove c'è quell'aggregazione sana che può veramente far crescere e rinascere culturalmente una città. È servito in maniera intermodale perché è servito da treni, autobus, ci si arriva comodamente in macchina, è servito da un grande parcheggio per cui in una posizione strategica, è spaziosissimo perché ci si può fare qualunque cosa. Ovviamente questo progetto ha un costo che la città da sola in questo momento non riuscirebbe a sostenere, ma siamo in un periodo in cui fino al 2026 abbiamo accesso ai fondi del PNRR. Questo fa sì che possiamo drenare visto che siamo europei, appunto approfittiamo di questa opportunità, possiamo drenare veramente una serie di fondi che ci permettono di avviare questo progetto e farne un fiore all'occhiello per tutta la città. Io personalmente ho puntato molto anche su un progetto di educazione all'affettività, perché abbiamo visto soprattutto in Veneto, a pochissimi chilometri da qui, i fatti di cronaca tristissimi, cosa ci hanno detto nei mesi scorsi. Il femminicidio non è più tollerabile, ma questo non si risolve, con tutto il rispetto per chi fa le fiaccolate, a posteriori. Questo deve essere fatto, deve essere risolto con una grandissima attività di prevenzione. Prevenzione in due diversi modi. Ai maschietti cominciamo a insegnare un'educazione all'affettività e soprattutto un'educazione al no, a ricevere un no. In famiglia purtroppo ne ricevono sempre meno, a scuola sembra quasi un reato dire di no a un ragazzino, per cui dobbiamo cominciare a dire no, quando ovviamente ha senso farlo, a questi ragazzi e a educarli a ricevere un no anche da una futura compagna. E alle ragazze dobbiamo insegnare letteralmente a difenderci. Io personalmente lo faccio già, sono istruttore, per cui co-istruttore, siamo in corsi di difesa personale per donne, e questo mi permette proprio tante volte di dare degli strumenti pratici alle donne per difendersi anche da situazioni in cui possono trovarsi nella più completa casualità. Abbiamo dei bellissimi progetti per quanto riguarda la cultura e abbiamo contribuito attivamente al programma del comitato del sindaco Bertoncello, per cui penso che il nostro supporto, il supporto di Azione sia veramente stato pesante e importante. Però adesso so che Chiara ha un altro bellissimo punto del programma di cui ci vorrebbe parlare, perché è nello sport, è coinvolta nello sport e lo sport è un grandissimo veicolo di inclusività. Quindi lascio la parola a lei. Mi permetto di ringraziare il gruppo di ragazzi che è qui con me e aggiungo anche Marco, perché mi hanno coinvolto in questo progetto a sorpresa, ho accettato, no, a sorpresa no, ma volevo veramente ringraziarli perché mi state aiutando tutti e so che posso contare su di voi, perché io sono a volte, anzi mi agito parecchio e sono assolutamente molto timida e parlare in pubblico per me non è facile, però hanno sempre avuto una parola e veramente non è scontato da persone, sì, puoi aspettarlo dai familiari, ma però da altre persone esterne è un valore aggiunto di questo gruppo, perché so che vi posso chiamare e mi hanno sempre dato la pacca sulla spalla che a volte aiuta più di tante cose.
Quindi intanto grazie e grazie per avermi anche coinvolto e aver accettato le mie idee e aver condiviso con me e state facendomi crescere, che è una cosa non così scontata di questi tempi, e grazie quindi per l'opportunità. E io sono un amante dello sport perché secondo me è un mezzo tramite il quale anche da genitore riusciamo a far crescere i ragazzi. È una modalità aggiuntiva che noi possiamo offrire ai ragazzi, ai giovani, ma anche ai cittadini per vivere una vita sana, ma con tutta una serie di regole e di caratteristiche che secondo me, senza rendersi conto, i ragazzi possono raggiungere. Vi spiego meglio. Lo sport ha un potere davvero straordinario: unire amicizie, creare rete, condividere e far condividere a persone completamente differenti per colore, cultura, estrazione sociale, e anche può includere ragazzi che hanno delle difficoltà sia fisiche che cognitive, perché io dico, in una pista di atletica, in un campo da calcio, in un campo di basket, di pallavolo, di judo, non c'è un'attività, e scusa se me ne sono dimenticata alcune, in cui questo non accade. Perché facendo sport, se pensa allo sport, pensi al tuo compagno per gli sport di squadra, ma anche negli sport individuali, ti interfacci con delle persone e puoi solo acquisire e portare a casa dei valori aggiunto. E questo è un modo per allenare i nostri ragazzi a vivere nel mondo, perché oltretutto, oltre alla squadra, le squadre si incontrano con altre squadre, è una rete che si spera anche Portoguaro porti in Europa le sue squadre, i suoi atleti e tutto, ed è una rete che è un tramite che ci porta sicuramente un beneficio ai ragazzi in sé come impostazione di vita, e a tutte le famiglie, è un aprirsi al mondo facendo qualcosa che poi li fa star bene, che li diverte. Soprattutto lo sport è anche un mezzo, a scuola ci si è giudicati, una cosa che mi piace tanto dello sport, e anni fa abbiamo portato avanti anche un progetto, è che il tuo allenatore, tu spesso diventi, io sono allenatore dei più piccolini, tu diventi un confidente, perché non gli dai i voti, non li giudichi, li ascolti, ci ridi sopra, facendo un esercizio, un altro, loro sono liberi di essere quello che sono. Quindi per me lo sport non è solo lo sport pratico, uno sport, lo sport è apertura, è connessione con il mondo, e quindi noi a Portogallo non possiamo perdere l'opportunità di perdere società, perché? Perché non ci sono le strutture, non c'è organizzazione, ci sono un sacco di volontari che sono un valore aggiunto inestimabile per le società. Dobbiamo innanzitutto dare merito e onore, perché bisogna assolutamente ricordare che le società, per lo più, sono fatte di volontari, e questi fanno la differenza. Certe piccole cose, il signore o la signora che lava le magliette, o che sistema il campo, che rastrella, che tira via l'erba dal salto in lungo, faccio l'esempio, sembrano stupidaggini, ma non si può saltare se c'è l'erba. Cioè, i volontari vanno riconosciuti e vanno ricordati costantemente, e questo perché sono le persone. Soprattutto bisogna in questo momento investire sulle infrastrutture, non possiamo più aspettare, ma investire con raziocinio, cioè non è che ognuno deve guardare il proprio orticello, dobbiamo unirci tutti e a tavolino, perché è al di sopra di qualsiasi idea che uno ha. Tutti sappiamo benissimo che noi società abbiamo delle esigenze di metterci a tavolino e ognuno rinunciare a qualcosa per il bene di tutti. Perché in questo momento tutte le società siamo in difficoltà con gli spazi interni, non ci sono anche gli spazi esterni. Secondo me ci sono bandi ultimamente fatti dal Ministero dello Sport, anche dall'organizzazione delle aree verdi, in cui si possono anche, adesso c'è un progetto Parco 2024, di organizzare le parti esterne, quindi le parti verdi che magari andrebbero anche in abbandono. Quindi, e la cosa che mi piace, vengono il comune cofinanziato con il Ministero dello Sport e in aggregazione alle società di gestire degli spazi verdi che magari sarebbero in disuso, in cui magari la società gestisce questi spazi attrezzati, il comune ha un pensiero anche in meno, però abbiamo un'opportunità in più sia per le società che le gestiscono sia per la comunità che può assolutamente usufruirne, perché lo sport è ok, tutti possono partecipare
alle varie associazioni, ci può anche fare sport da soli, però bisogna dare anche la modalità a tutti di praticare questo sport e ci sono varie forme. Quindi io ci credo davvero tanto alla collaborazione della società a prescindere dall'attività, perché unendoci veramente siamo una potenza e soprattutto vorrei che spesso noi società non veniamo neanche chiamate per chiederci che cosa ci serve e vorrei veramente essere portavoce, perché siamo secondo me una fonte inesauribile di buone cose e di buone abitudini per i ragazzi e per gli adulti anche, perché non dimentichiamoci che lo sport si fa, non ha età. E quindi io vorrei veramente che lo sport venisse considerato di più, perché ha dei valori aggiunti oltre allo sport, come dicevo prima, in sé. E quindi vorrei veramente farmi portatrice di queste società, di essere assolutamente ascoltate. Grazie. Io volevo solo aggiungere all'intervento di Alessandro Coccolo che faceva menzione nelle arti e nei mestieri. Allora, io tutta la mia vita come educatore mi sono reso conto che gran parte dell'educazione si è sviluppata nell'ambito teorico e abbiamo perso moltissimo quello che è il fare, la manualità, sia nelle arti che nel mestiere. Per esempio, nell'ambito della liuteria, saper costruire degli strumenti musicali, non si trovano nelle arti neanche maestri d'ascia. Abbiamo perso proprio anche nella lettura, nella scrittura, nella manualità della scrittura, abbiamo perso tutto questo, e nella nostra linea politica c'è soprattutto trasparenza, chiarezza e pragmaticità, cioè l'essere proprio pratici in modo particolare nelle arti e nel mestiere. Solo questo volevo aggiungere. Grazie. Cristian. L'abbiamo introdotto prima. Sì, ci vuole la chiusura da parte del segretario. Il segretario provinciale deve chiudere. Visto che ve lo piace così, non distrutto, io me ne stavo qui tranquillo, beato, e molto felice di ascoltare queste progettualità. Poi da assessore allo sport, che a Milano ha gestito lo sport per 10 anni, hai sfondato una porta aperta chiara, perché hai toccato due punti molto importanti. Le infrastrutture vanno sistemate, non serve ricostruire di nuovo, vanno sistemate quelle che ci sono. Noi a Milano, e faccio questa parentesi perché è stato sollecitato, abbiamo ristrutturato 3 impianti sportivi: Pattinodromo, dove abbiamo svolto i campionati mondiali nel 96, pattinaggio su pista, lo stadio del rugby, Milano, una delle più grandi realtà venete rispetto al rugby, e la pista di atletica, utilizzando il progetto Bosco dello Sport della città metropolitana, e siamo riusciti a farcelo finanziare attraverso i fondi del PNRR. Altro punto che Mario giustamente ha citato. PNRR nel quale ancora si può investire, nel quale ancora si può incidere, e noi come azione provinciale abbiamo creato una struttura diretta dal nostro dirigente pubblico che gestiva per molte regioni d'Italia proprio i fondi, i progetti su PNRR. Quindi ha già elaborato un documento su Porto Rurale, su quello che si poteva fare e non è stato fatto, ma su quello soprattutto che si potrà ancora fare. Quindi l'ho già girato ai nostri ragazzi, dopo chiaramente adesso sono progetti, sta a noi poi metterli con il consenso dei cittadini, metterli in opportunità e in progettualità reali. Come si dice, no? Prima sono programma di mandato e poi diventano linee programmatiche entro i 100 giorni che il Consiglio Comunale deve approvare. Quindi sport, poi Mario ha aperto un capitolo che io non conoscevo la Expert Fosfati, perché essendo di Milano conoscevo poco, però siccome da un annetto al Ciro per lavoro anche a Portogruaro, e avendo la macchina elettrica, 2 colonnine sono in piazza Castello, che già, e quello sarebbe un altro punto da dare, che poi lo dirà anche Carlo Pasqualetto quando arriverà, perché abbiamo lo stesso problema. Le macchine elettriche nei nostri comuni
se ci arrivi, devi trovare la colonnina a Portogruaro o Piazza Castello, oppure la via, adesso non mi ricordo più, in zona un po' più verso le scuole, non mi ricordo, Sabadino mi sembra, funziona o non funziona, però altro punto dove si può incidere col PNRR, ma lì poi, visto che in Europa si parla di Green Deal, ecco che la connessione comune città-Europa diventa molto, molto importante per il green, ma anche e soprattutto per il PNRR, chiaramente, e per il valore che Portogruaro deve avere a livello nazionale, oltre che europeo. Però una considerazione, e poi chiaramente chiudo perché hanno già detto tutto. Siamo qui al termine di un percorso avviato 2 anni e mezzo fa, un percorso nel quale abbiamo creduto e nel quale siamo arrivati a questo punto odierno che è un grande successo per l'Azione, anche solo il fatto di essere qui con una squadra unita, seria, professionalmente competente, e questa parola competenza di cui tutti si lavano la bocca, ma che Carlo Calenda per primo ha messo in moto nel 2019 per arrivare al progetto di Azione, che non è un progetto come tutti gli altri. Noi non siamo qui per promettere nulla, ma siamo qui per costruire un qualche cosa. Carlo Calenda ci ha sempre detto fino al 2019 è un percorso molto duro, molto lungo, ci vorranno molti anni per arrivare dove vogliamo arrivare noi, perché non dobbiamo promettere le cose alle persone, ma cambiare il sistema di ragionare delle persone, e chiaramente per cambiare bisogna essere a contatto giornalmente con tutti i cittadini. Ecco, noi su questo ci stiamo lavorando, noi su questo ci stiamo... Scusate, buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Ecco Carlo Pasqualetto, il nostro segretario regionale, il candidato alle elezioni europee, e Nicolò Rocco, che è il nostro responsabile enti locali di Azione Veneto. Quindi vi ringraziamo per essere intervenuti e arrivati, anche bypassando incidenti, problemi autostradali, che altro tasto dolente dell'area. Però ecco, questo è un percorso veramente che mi rende orgoglioso, e ringrazio veramente di cuore Alessandro Coccolo per il grande lavoro che ha fatto in questi mesi, Mario Bonnavia e tutti i ragazzi della squadra, Chiara, Mario, Marco Masi, che ci ha dato una grande mano. E sì, questo è un punto di partenza. L'azione c'è, si sta radicando, si è radicata, si radicherà molto di più. Partiamo da Portogruaro per prendere tutto il Veneto orientale, perché voglio dire questo Portogruaro non sarà una bolla di sapone solo perché ci abbiamo le elezioni europee, no? È un percorso avviato 2 anni e mezzo fa. Siamo contenti di appoggiare Antonio Bertoncello come candidato sindaco, ma per il progetto che Antonio Bertoncello riveste e che insieme hanno e abbiamo costruito. Dico abbiamo perché Azione a livello nazionale, regionale e metropolitano è un'unica squadra, e quindi così deve essere. E permettetemi, dopo chiudo, anche a livello interregionale, perché giustamente Alessandro prima diceva che Mario Bonnavia è anche segretario provinciale di Azione Pordenone. Ecco l'interconnessione che deve esserci fra Veneto orientale e provincia di Pordenone, ma regione Friuli Venezia Giulia anche, perché le problematiche Mario ovviamente Sartamoni, la sanità, il lavoro, le infrastrutture. Ecco perché con Alessandro fin da subito avevamo deciso di creare una delega per il Veneto orientale, perché potesse, chiaramente io non potevo gestire tutto e non potevo nemmeno essere competente, perché abitando nell'altra area di Venezia doveva esserci una persona che potesse conoscere il territorio appieno, e sono contento che Alessandro possa interfacciarsi con Mario anche nell'altra sua veste di segretario. Chiarisco questo aspetto perché così magari può sembrare una sovrapposizione. In realtà io sono residente a Portogruaro, quindi sono cittadino portogruarese, abito a San Nicolò, portogruarese doc al 100%, quindi sono candidato nella città giusta, ecco, che non mi e sai, uno dice il segretario provinciale di Pordenone si candida al Portogruaro, dice magari un outsider. Non sono un outsider, assolutamente, no, sono cittadino portoghese dal 2009, quindi oltretutto ero nato a Portogruaro, ho vissuto tanti anni a Pordenone perché ho fatto le scuole,
ma sono cittadino portoghese. Sono stato eletto segretario provinciale di Pordenone perché ho cominciato a frequentare il gruppo di azione di Pordenone in quanto lavoravo lì, molto semplicemente. Quindi lavorando ed essendo tutti i giorni a Pordenone per lavoro ho intessuto rapporti con queste persone straordinarie che a un certo punto con un'imboscata vigliacchissima mi hanno eletto segretario provinciale a tradimento, cioè, senza neanche preannunciarmelo, in una vera e propria imboscata, e di questo vabbè ovviamente li ringrazio al di là delle battute. Per cui ecco, questa doppia veste di Veneto friulano nasce da questa cosa, ma in realtà è un valore aggiunto, penso, sì, perché ha permesso a Friuli Venezia Giulia e Veneto di lavorare insieme, avvicinarsi, collaborare. Stiamo conducendo anche, e così introduco anche il nostro Carlo, la campagna elettorale delle europee in un territorio che ormai è una macro area del nord-est, e ovviamente a supporto di un candidato eccezionale e straordinario alle europee, qual è Carlo Pasqualetto, che è anche segretario regionale di Azione, a quale passo la parola. Grazie Marco, grazie a tutti. Sono molto felice di essere qua a Portogallo perché abbiamo una sfida amministrativa molto importante che però ci dà la soddisfazione, su questo non abbiamo dubbio. Come abbiamo detto, la squadra è una squadra competitiva, fatta di persone che conoscono il mondo reale perché vengono dall'impresa, vengono dal management, dal mondo reale, ma anche grande esperienza dal punto di vista ovviamente dell'amministrazione pubblica. Noi stiamo cercando di cambiare un po' lo sguardo anche rispetto ai territori. I confini sono importanti, ma bisogna avere anche il coraggio di iniziare a non limitarsi a questi confini, ma cercare, come diceva Marco, a porre l'accento sul concetto di macro area. Questo vale sia per le europee, ma vale anche per le collaborazioni, perché voglio dire, seppur vero che il Friuli Venezia Giulia e il Veneto hanno degli statuti diversi, hanno anche un approccio all'autonomia diversa, i cittadini poi però si spostano, come vediamo, da una parte all'altra di queste terre di confine, sono terre che invece devono essere unite e bisogna fare squadra. Il Veneto e diciamo, la parte sud del Friuli Venezia Giulia sono molto simili come territori, da Portogallo a Pordenone vediamo che c'è questo ponte legato ovviamente al lavoro ma anche alla somiglianza, e quindi penso che la scelta che ha fatto il nostro segretario provinciale di Venezia, sia Marco Coppolo, di scegliere anche questa candidatura, sia molto intelligente. Il fatto di avere un cittadino di Portogallo che è segretario a Pordenone va in linea con quello che noi vogliamo. L'Europa è il modo in cui questo tipo di processi possono essere accelerati, è il modo in cui noi vogliamo come azione fare la differenza in un'Europa che ci piace ricordare che deve cambiare passo, deve cambiare governance, deve avere anche un pochino più coraggio, possiamo dirci, perché oggi siamo legati a dei tabù che vengono fuori da delle scelte fatte giustamente in un periodo storico post seconda guerra mondiale, quindi questa Europa è nata sulle macerie di una grande guerra, però oggi non pensare che sia ora di provare a cambiare anche questi tabù, ad esempio il diritto di veto, è impensabile, perché il fatto che l'Europa non riesca a parlare una voce sola fa sì che siamo divisi e che siamo deboli. Questo vale in politica estera, dove vediamo che la mancanza di capacità di mediare dell'Europa porta a delle fragilità anche nei rapporti internazionali, al fatto che ci sono dei conflitti tutto intorno al nostro continente su cui non siamo riusciti a incidere e su cui oggi non incidiamo. Ma vale anche per la politica industriale, in cui l'Europa con il suo mercato unico promuove dumping fiscale e di costo del lavoro tra un paese e l'altro, inducendo i nostri imprenditori a delocalizzare non per sviluppare il prodotto, per sviluppare la tecnologia, ma solo per spendere meno, e questo ovviamente è una modalità che magari migliora nel breve periodo il conto economico, ma non ti permette poi di competere all'estero. Infine, su quello che riguarda le grandi transizioni, noi come Azione crediamo che sia importante metterle ovviamente al centro della discussione, ma con una logica che sia molto più pragmatica. Noi siamo del nord-est, siamo gente che piacciono meno le chiacchiere, invece più diciamo, i fatti, e quindi se parliamo di patto verde vogliamo parlare sì di ambiente, ma vogliamo farlo spiegando e dicendo come farlo, con quali risorse e in quali tempi, e questo vale anche per la tecnologia. C'è chi dice, io sono convinto che il prossimo quinquennio europeo sarà un quinquennio costituente, e noi speriamo di essere rappresentati in maniera forte per essere anche noi un pezzo di questa storia, di questa nuova Europa che si andrà a creare. Grazie.
Ovviamente grazie a voi che siete qui. Grazie. Allora io volevo fare due domande, no? Una magari un po' spinosa o delicata o pepata, come volete intenderla, sul divorzio politico con Mario Pizzolito, come lo giudicate, cosa ha comportato, quali conseguenze porterà, se porterà conseguenze a livello politico. L'altra domanda al candidato europeo: cosa risponde a Salvini, che ha quasi lo slogan meno Europa e più qualcos'altro che cambia di volta in volta, no? E poi mi è molto piaciuta il termine, insomma, trasformare Portogallo in una città più europea, no? E sulle strutture politiche poi risponderete come volete una volta. E a Portogallo c'è il presidente del Portogallo Calcio Bertolini, che ha sottolineato più volte nelle ultime conferenze stampa annuali, perciò una cosa che porta avanti da anni, la mancanza di strutture sportive. Il Portogallo Calcio deve andare a allenarsi a Gruaro, un altro comune limitrofo. Abbiamo la squadra di pattinaggio che è plurimedagliata, che ha difficoltà di allenamento. Abbiamo anche la questione della gestione della piscina, che il commissario ha pagato 70.000 euro di contenzioso legale, che lì insomma c'è anche qua poca trasparenza e la chiara carenza di strutture, come ha detto lei. Però non so se voi avete fatto come associazioni delle domande ben precise, perché per esempio c'è il campo di calcio in Mazzolada là che è fermo con l'erba alta, che non si sa. Sul discorso delle colonnine elettriche ce n'è qualcuna in giro per Portogallo, ma più a carattere privato, perché a fianco del Pilsen ne ha messa una, ma giustamente Piazza Castello è un po' distante, uno viene fuori dalla ferrovia dei treni, dovrebbe averla lì, insomma, perciò colonnine istituzionali, fra virgolette, dovrebbero essercene parecchie di più. L'ultima cosa, che forse è la più importante, mi ero dimenticato perché adesso guardando il capolista mi è venuto in mente, perché si fa sempre riferimento a Portogruaro come comune capomandamento, abbiamo 11 comuni nel portoguarese, però non si fa mai riferimento, sì, di allacciare, fare squadre, parlare con gli altri comuni, ma a parlare col comune di una regione vicino, che sono chiamati i cugini, i pordenonesi. Io mi ricordo che una volta Pedrotti è venuto a Concordia per parlare di Interporto e c'è stata anche una riunione in municipio. Ecco, forse qualche collaborazione o scambio di priorità o anche di progetti con Pordenone, non è che servirebbe un po' una collaborazione in questo senso? Rispondiamo in ordine? Da dove partiamo? Partiamo da Salvini, che ci forse ne ho fatte ci fa sempre ridere. Io voglio solamente dire questo, ricordare che 5 anni fa Salvini e la sua compagine ha preso la maggior parte dei voti qua all'interno del nostro paese, e il gruppo Lega aveva il più grande per numerosità distaccamento di europarlamentari a livello europeo, 33 eletti sotto dei figli della Lega. Dopo 5 anni, 0 titoli da parte loro, incisività di quel gruppo tendente allo 0, e quindi mi sembra, come al solito per coerenza, che hanno i cartelloni con scritto meno Europa, perché evidentemente i 5 anni che hanno passato forse non si sono accorti di cosa c'era intorno e quindi hanno questa postura. Noi siamo dalla parte invece di chi crede che noi prima di tutto siamo europei, e quindi la responsabilità di sviluppare la visione e la capacità di creare valore di questa unione sta sulle nostre spalle, di ognuno di noi, e quindi Salvini vede i problemi che tutti vediamo rispetto ai limiti, come ho detto all'inizio, di questa governance. Lui pensa di risolverli dicendo meno Europa, ma invece pensiamo che l'Europa verrà cambiata perché l'Europa siamo noi. E quindi lasciamo pure Salvini i suoi slogan, e vedrete che dopo 5 anni i risultati alle europee, che porta a questo tipo di gestione, questo tipo di approccio ideologico e anche abbastanza inaccettabile, perché insomma i cartelloni e la postura con cui hanno interpretato la loro campagna elettorale ha fatto storgere il naso in maniera abbastanza orizzontale, lasciatemi dire, ma saranno gli elettori insomma a dirlo, e li aspettiamo insomma l'8 e 9 giugno per vedere cosa ne pensano anche loro rispetto alle scelte fatte.
Alla domanda. Sì, esatto, perché premetto che risponderò in modo molto breve, perché per noi è importante stare sui contenuti, è importante parlare di cosa sono stati gli ultimi anni a livello istituzionale e amministrativo qui a Portogruaro e cosa di diverso vorremmo che succedesse da qui. Quindi non voglio togliere spazio ai contenuti per parlare di qualcosa che appartiene al passato. Però a domanda è giusto rispondere, no? Il partito è formato da individualità, ma il partito è più importante delle individualità. Io sono un uomo di partito, noi siamo uomini, donne di partito, e nel momento in cui scegliamo di essere uomini di partito accettiamo che stare in un partito significa avere grandi opportunità, grandi soddisfazioni, cambiare concretamente il mondo che ci circonda, e sappiamo che per avere questo privilegio, per avere questa opportunità, ci mettiamo in gioco e sappiamo che talvolta le scelte che il partito fa possono non essere condivise da tutti. È successo semplicemente questo, l'ho ricordato nel mio intervento, a ruota lo hanno ricordato anche gli altri. L'analisi che Azione ha fatto su Portogruaro è stata chiara fin dall'inizio. Abbiamo voluto condividere con la cittadinanza una posizione coerente, ma soprattutto una posizione giusta. Se c'è chi non si è riconosciuto in questa posizione, dal punto di vista personale dispiace, la persona ha fatto le sue scelte, ma il partito ha il dovere di garantire la stabilità, il partito ha il dovere di fare politica, perché non siamo di passaggio. La scelta, l'approccio che Azione ha avuto a Portogruaro, su Portogruaro, è sempre stato condiviso passo dopo passo con le segreterie nazionali, regionale, provinciale e territoriale. Vari sono stati gli incontri con le persone a noi vicine. Cristian, se vuoi ricordare anche tu. I territoriali erano sempre presenti a tutti gli incontri di questo percorso che abbiamo cominciato con questa idea e si ci ha portato a sostenere, e ringrazio per la presenza Antonio Bertoncella, candidato sindaco. Quindi il Partito Azione anche su questo ha dimostrato la propria serietà. Come ha detto Alessandro, le scelte personali le rispettiamo, possiamo non condividerle, possiamo esserne dispiaciuti certamente, però da uomini di partito, prima il partito, la politica e l'obiettivo, il progetto che il partito si vuole dare. Su Portogruaro il progetto è stato chiaro da sempre, siamo contenti di averlo portato a termine e siamo contenti che, a prescindere da quello che durante il percorso è avvenuto, Azione qui è più forte di prima, più coesa di prima, ha una grande squadra, e quindi io direi il passato lasciamo nel passato, noi abbiamo davanti un futuro che sono convinto sarà roseo per Azione, ma prima di tutto per la città di Portogruaro, perché sono convinto che i cittadini sanno valutare al meglio ciò che una persona è stata, ciò che una persona può ancora dare, e quindi mi riferisco chiaramente al nostro candidato sindaco e sindaco, come mi dicono che a Portogruaro lo chiamano tutti. Assolutamente, quindi posso testimoniarlo perché vi dico, anch'io sono, come vi dicevo prima, lavoro a Portogruaro per qualche giorno a settimana, e chi mi viene a dire che non conosco Portogruaro, su questo si sbaglia, perché vivendola per lavoro come Mario ha vissuto Pordenone per tutti questi anni,
ho ben presente qual è il bene di Portogallo e il bene di questo qua. Quindi ecco, sono convinto di aver fatto come partito, dico di aver fatto, ma perché sono rappresentante legale come capo a livello regionale, come Mario Bre nella provincia prima citata, la scelta più giusta, e ringrazio veramente tutti i ragazzi che sono qui, che si sono messi a disposizione, e tutti i cittadini che vorranno premiare la nostra lista, la nostra coalizione. Esatto. Qual è la dote di Azione? Qual è, diciamo, il contributo che Azione vuole portare all'interno della coalizione che sostiene la candidatura di Antonio Bertoncello? Noi portiamo il contributo che ci contraddistingue come partito, che ci contraddistingue come comunità, e lasciatemelo dire, mi piace pensarlo questo, che ci contraddistingue anche come persone, perché noi abbiamo uno stile, abbiamo un modello di riferimento, abbiamo un certo modo di pensare, un certo modo di fare i nostri passaggi, ci teniamo a queste cose qua. Noi portiamo un contributo europeista. Tante persone candidate alla nostra lista, la totalità dei sostenitori, hanno maturato esperienze a livello sovracomunale, europeo, internazionale, abbiamo visto cosa succede fuori, abbiamo capito che noi italiani su tante cose siamo i migliori al mondo, su tante altre cose è meglio che ci facciamo aiutare. Vogliamo creare un ponte, un collegamento tra le migliori esperienze delle città europee e quelle che sono proprio le caratteristiche intrinseche che rendono questo territorio unico e speciale e che ha una sua identità. Abbiamo voglia di fare politica con il nostro linguaggio, che è un linguaggio rispettoso, non aggressivo, ma chiaro perché sta sui contenuti, ma soprattutto vorrei anche dire che il contributo che possiamo dare a questa coalizione è un contributo anche di tipo, come dire, politico. Molte persone che si riconoscono nel progetto di Azione in passato non votavano, molte persone che si riconoscono nel progetto di Azione non hanno mai avuto esperienze in altri partiti, molte persone che aderiscono al nostro progetto sono under 30, under 35, e devo anche dire che all'interno della nostra comunità non ci facciamo le analisi del sangue a vicenda, ma c'è un pluralismo, ci sono delle storie politiche diverse, no? Che contribuiscono a creare qualcosa di nuovo. Noi vogliamo arricchire e rafforzare la coalizione, perché pensiamo che le scelte, e poi magari su questo chiediamo ovviamente un contributo, un intervento anche da Antonio Bertoncello, le scelte che attendono Portogruaro, che attendono il Veneto orientale, sono scelte importanti, strategiche, e c'è bisogno della competenza, del vissuto e della passione di tutti, perché Portogruaro è una città di cui vale la pena prendersi cura e avere cura. Quindi grazie Antonio per averci raggiunto anche tu. Intanto c'è qualche domanda da rispondere. Certo. Allora, intanto benvenuto, grazie ad Antonio Bertoncello. Ma la sua presenza avvalora forse ancora di più quello che stiamo dicendo, in particolare sulla domanda, sulla connessione. Allora, vi faccio un esempio. In questo momento Confindustria Pordenonese, con il contributo di Azione, ha istituito una scuola in Ghana per saldatori. Il nord-est è tragicamente sprovvisto di manodopera, in particolare di saldatori. Siamo un paese con un passato industriale enorme e non abbiamo saldatori, non sappiamo più letteralmente da dove reperirli. Confindustria ha fatto un progetto bellissimo, ha aperto una scuola in Ghana. I diplomati a questa scuola di saldatori, quindi le persone che effettivamente superano un esame attitudinale e operativo, vengono letteralmente invitate in Italia con già un contratto di lavoro in essere. Gli ultimi arrivati un mese e mezzo fa sono 200 ghanesi che hanno trovato lavoro in 24 ore, anzi lo avevano già ancora prima di partire dal Ghana, presso le aziende e le fabbriche. Perché dico questo? Perché
è chiaro che la connessione Portogruaro con una provincia che è a 1 metro da noi, cioè Pordenone, dove io ho lavorato per tanti anni, è chiara, evidente, palese. Quindi progetti interregionali, interprovinciali, ma assolutamente sì. Cioè Pordenone è la città più vicina, Portogruaro è il capo di un mandamento importante che raccoglie altri 11 comuni. Dobbiamo collaborare, dobbiamo comunicare sempre di più, sempre di più. Le barriere della regione, della provincia sono barriere scritte su pezzi di carta. Noi in realtà siamo persone che vivono, che si muovono in un territorio che è quello del nord-est, che è sempre più interconnesso, che è europeo, che deve essere il più possibile aperto a nuovi sviluppi e nuove opportunità, per cui mi farò, se potrò collaborare con il sindaco Bertoncello in consiglio comunale, me lo auguro, insomma, promotore sicuramente di questi progetti perché sono importantissimi. E, non so, visto che è arrivato Antonio, io chiederei un contributo oratorio. Magari chiudiamo prima il coso Scusa, c'era una domanda rimasto. sullo sport, che me ne sono completamente dimenticato. Era l'ultima. Tutto giusto, hai ragione. Arrivavo. E sono ben consapevole della mancanza di strutture e delle esigenze delle varie società, come nominato anche il calcio. Sono assolutamente conscia della mancanza di strutture e della voglia soprattutto, cioè questa discrepanza tra la voglia di fare di tutti i dirigenti sportivi, la voglia e i traguardi raggiunti da un sacco di società, vediamo il Portogallo, vediamo il calcio, il lavoro, non parliamo del pattinaggio, che vedi che stanno raggiungendo degli obiettivi con il poco niente, diciamo poco niente. Quindi quello che dicevo prima era per questo, dicevo, dirigenti sportivi, volontari e associazioni ci sono. Stiamo parlando che mancano le cose, che voglio dire le cose, voglio dire, di solito nel mondo abbiamo carenza, si dice che la gente, i ragazzi giovani non hanno voglia di fare tutto, invece c'è un'energia pazzesca e quello che a me piacerebbe è che questa energia e voglia di fare si faccia da trampolino per fare rumore e rompere le scatole, perché io mi chiamo dentro come dirigente sportivo, abbiamo assolutamente la necessità e il diritto di far allenare i nostri atleti, qualsiasi sport loro facciano e qualsiasi attitudine loro possono avere, in ambienti consci e consoni all'attività che stanno facendo. Come diceva il Portogruaro, calcio appunto in questo momento va a allenarsi a Gruaro e come, come anche il palazzetto voglio dire sta facendo grossi progressi, mi sembra, e ha ottenuto la Serie B, ma voglio dire, sapete che è limitato l'accesso alle persone al palazzetto. Per la finale mi sembra che abbiamo dovuto tirare fuori del materiale per riuscire a far sì che le persone possano entrare. Cioè ci sono tutta una serie di situazioni che vanno assolutamente gestite, ma io sono abituato, visto con il mio piccolo, della mia piccola società, di fare un passo alla volta, ma tutti insieme in questo momento, perché che io dica le mie esigenze, che ognuno di noi dica le proprie esigenze, possiamo tutti dire facciamo una bella lista. Allora, siccome tutto non è possibile, però è assolutamente possibile che insieme a tavolino, ma nero su bianco, io sono abituata a scrivere, questo si può fare e questo non si può fare, ma quello che si può fare si deve ottenere, cioè non a parole, nero su bianco si scrive quello che ogni società ha esigenze e si cerca di interconnettere le varie esigenze per ottimizzare e ottenere un risultato concreto. Non solo diamo un contentino a tutto, il contentino a tutti porta un benessere parziale e relativo. Io vorrei che veramente tutte le società ci mettessimo a tavolino e a gran voce chiedessimo ciò che ci serve concretamente, piccole cose, è inutile fare il programma che costruiremo grandi cose, piccole cose pian piano, progressivamente, e di sicuro le persone, l'energia c'è, mancano veramente l'unione e la voce di portare avanti le nostre esigenze. Sindaco. Buongiorno. Ovviamente io sono arrivato un po' in ritardo, ma perché mi stavo aspettando fuori. Però io credo comunque di sapere come avete introdotto questa conferenza stampa, perché il lavoro che noi abbiamo fatto assieme, non meno un mese e mezzo, poi è stato un lavoro comune
si è impegnato abbastanza, che però alla fine sia noi che Azione ha presentato una grande coerenza di programma, una grande coerenza rispetto alle liste, una grande coerenza rispetto agli obiettivi che noi vogliamo raggiungere. Noi siamo partiti dal fatto che Portogruaro, dopo 7 anni di un governo che noi non giudichiamo positivamente e un anno e 3 mesi di commissariamento, ha fatto perdere alla città grandi opportunità. In alcuni casi ha anche tolto qualcosa alla città. Se mi riferisco per esempio ai giudizi di pace, se mi riferisco per esempio al parcheggio 110, che era stato finanziato con €1 milioni, non è stato fatto e ha rinunciato anche a questo contributo regionale. Noi nella coalizione siamo un'alternativa ai governi precedenti e abbiamo tenuto conto dei valori che ogni partito che fa parte della coalizione ha dentro di sé. Noi abbiamo costruito un programma a breve e medio lungo termine. Lo abbiamo costruito con una visione che è quella che deriva dall'Europa, l'attenzione all'ambiente, al sociale e all'economico. Sono i 3 principi europei che obbligano l'Italia a muoversi su questi 3 versati. E all'interno di questi 3 obiettivi abbiamo fatto un programma tabellare. Lo abbiamo fatto tabellare perché è giusto che la gente alla fine del mandato e anche all'interno del mandato sia informato e verifichi la credibilità e la serietà con cui noi abbiamo costruito il programma. È un programma aziendale, solo le aziende fanno i programmi in questa maniera. Visione, obiettivo e azione. E all'interno di questo sono identificabili per colore sia l'ambiente che il sociale che l'economico. Perché siamo alternativa? Siamo alternativa perché dalla lettura delle altre coalizioni in campo per poter condurre nei prossimi anni l'amministrazione comunale di Portogruaro, noi intravediamo il rischio che il prossimo Consiglio Comunale riproduca per l'80% le stesse persone che hanno governato fino ad oggi. Noi non valutiamo le altre forze politiche, però non possiamo non registrare che a Portogruaro c'è scritto, ci sono liste civiche che si identificano nel centro. Noi abbiamo detto più volte che non abbiamo nulla contro le liste civiche, ma le liste civiche devono avere una visione degli obiettivi chiari e trasparenti. Quello che viene detto rispetto al centro, noi siamo trasversali, la trasversalità non vuol dire niente. Dentro c'è dentro di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, c'è dentro quelli che hanno governato per 7 anni. E lo dico anche con una serenità, insomma, che le persone che sono all'interno di questa coalizione sono persone che nel passato hanno registrato preferenze importanti e quindi la percezione che abbiamo noi che sia costruito un'amalgama, che non ci porterà al cambiamento del mondo. Un altro ragionamento che dobbiamo fare, ho detto prima che il nostro programma è fatto a breve, medio e lungo termine e raccolgo quello che ha detto, che è stato detto fino adesso. Dobbiamo essere seri e dire alle persone quello che siamo in grado di fare ed è per quello che noi l'abbiamo articolato a breve, a medio e lungo termine, perché ci sono, rispetto a una visione,
abbiamo anche scritto qui cosa noi faremo sui primi 100 giorni e noi risponderemo alla gente trascorsi 100 giorni se abbiamo rispettato o non rispettato questo programma. Io in questi giorni di campagna elettorale ho fatto 2 esempi. Se i sottopassi non fossero stati programmati per tempo, vuol dire forse oggi noi ci troviamo di fronte a problemi molto grossi, perché sono stati inaugurati un mese fa e ci hanno messo 7 anni per completarli. Sul palazzetto dello sport, di cui parliamo di sport, noi abbiamo sempre detto che non ci convinceva la location, forse la frazione aveva bisogno di un investimento importante tipo palestra per le scuole, ma non sicuramente un investimento, un palazzetto, non è neanche un palazzetto, come posso dire, un campo polivalente, dove si può, alcune società possono utilizzare. Ma qui c'è anche un problema di serietà rispetto anche alle persone che io ho condiviso, che l'investimento non si calcola solamente sul costo dell'investimento, ma si calcola anche sui tempi dell'investimento. Io ho fatto un esempio 2 volte, 3, insomma noi abbiamo nel passato recente realizzato il teatro russo in 2 anni e mezzo, abbiamo realizzato la biblioteca in 2 anni e mezzo, il palazzetto dello sport che verrà completato perché è responsabilità nostra non lasciare le opere a metà, però voglio dire i problemi rimarranno e saranno anche molti, perché per completarlo ci hanno messo dal 2016 e un po' al 2026, mancano 900.000 euro. È probabile che a metà giugno verrà inaugurato, ma lo stesso potrà essere utilizzato solo al pomeriggio per il pattinaggio. Alla mattina non può essere, se non casualmente forse, usato. Perché non ci sono le scuole, perché è una frazione che non ha i servizi adeguati neanche per soddisfare i genitori eventualmente che aspettano i bambini che fanno sport, e comunque ci sono dei costi di mobilità. Quindi noi avevamo delle necessità, le abbiamo dichiarate, con molta fermezza dichiariamo che lo completiamo anche se costerà 900.000 euro, anche se sarà difficile gestirlo, perché costa e perché una società da sola non regge i costi, quindi ci bisognerà pensare a una società, una polisportiva, trovare delle azioni che aiutano a renderlo utile. Prima ho fatto l'esempio dei tempi, ho detto 10 anni per un cubo, non per dispersare l'investimento, ma perché non ha vincoli di genere civile, di consorzi di bonifica, era da inserire dentro in un terreno senza grandi problemi. E secondo me, ma questo perché ci hanno impiegato 10 anni? Perché prima doveva essere una palestra della scuola, poi doveva essere una palestra per pattinaggio, poi doveva chiedere il contributo alla cassa del credito sportivo, poi c'era conflittualità, personalismi all'interno della maggioranza, chi lo condivideva, chi in consiglio comunale più volte ha dichiarato che non avrebbero mai aggiunto soldi. Fatto sta che noi siamo arrivati a quest'anno che avremo un palazzetto che potrà essere utilizzato, speriamo di sì, fra un anno da più società. Quindi io credo che la nostra coalizione è fatta per la stragrande maggioranza da persone nuove che lavorano nel volontariato e quindi non sono liste riempitive, sono liste di cittadini e cittadine che già hanno dimostrato una sensibilità per il bene comune, nel senso che il 50%, forse più, dei candidati lavorano già nel volontariato sociale, nel volontariato sportivo, nel volontariato culturale, nel mondo della formazione, nel mondo dell'ambiente, e abbiamo delle persone capaci, anche è stato dato
fa impresa, che conosce i meccanismi dell'impresa, l'economicità, l'organizzazione, i sacrifici, l'utilizzo del tempo, perché quando uno ha un'azienda non ha orari, deve avere passione, deve crederci, deve studiare, deve lavorare e deve fare. Quindi la nostra caratteristica di coalizione liste è una coalizione, lo ribadiamo all'infinito, è una lista, è una coalizione di alternative. Se come abbiamo noi la percezione che il giudizio di questi 3 anni non è positivo e molti si lamentano e non si è neanche capace, e non si è avuto la capacità di creare un clima all'interno delle precedenti maggioranze, vuol dire che non sei in grado di governare, perché voglio dire la giunta tavolo è caduta per conflittualità interne che trascinavano i tempi, è stato sfiduciato per un problema interno e quando non c'è, posso usare il termine gioia di lavorare assieme, dove se c'è della gente, come nel volontariato, ha dei valori, vuole fare delle cose importanti per i cittadini, per il bene comune, ha bisogno di un clima sereno, ha bisogno di un clima di dialogo, di confronto, e non abbiamo neanche la presunzione di avere la verità in tasca, nel senso che noi nel nostro programma parliamo sempre di co-progettazione e co-programmazione, sia con il mondo dell'associazionismo, sia con il mondo economico, sia con il mondo associativo. Noi abbiamo, quando parliamo di centro storico, vogliamo aprire, siamo convinti che dobbiamo arrivare lì, sono arrivati tutti, ma non vogliamo dire entrare dentro un dibattito centro storico aperto o centro storico chiuso. Non è questa la domanda. La domanda è qual è il ruolo che deve assumere Portogruaro, il centro di Portogruaro, nel contesto del portoghese, in un contesto più ampio del Veneto orientale, e se vogliamo, visto che qualcuno prima ho percepito, noi dobbiamo riflettere seriamente se, come era nel passato, questo territorio che ha dei pregi fondamentali deve ancora agganciarsi, voglio dire, non storicamente, ma in termini di relazioni al polo centrale di Venezia, che ha tutti altri problemi, o se fa uno sforzo per trovare una sua progettualità, un suo brand a livello veneto orientale. Noi abbiamo, voglio dire, il 70% di ancora terreno non utilizzato, abbiamo l'8% di acqua, confiniamo con Treviso e con Pordenone. Non possiamo non relazionarci, non possiamo non fare delle robe comuni, non dobbiamo far finta che di là è un altro mondo. Se noi dovessimo affrontare il tema dell'acqua, se noi non affrontiamo il tema delle vaste aree dove fermano l'acqua, scusate, l'acqua arriva a Cinto e dopo da Cinto arriva a Portogruaro, e se non si parla, voglio dire, con il Friuli in maniera seria, noi forse il problema idraulico lo risolviamo a metà o non lo risolviamo insieme. Con i comuni confinanti e con il Friuli dobbiamo dialogare. Nel 2013, quando abbiamo ragionato sulla elettrificazione della Portogruaro-Casarsa, è partita adesso, ci avevo messo 12 anni, ma se non l'avessimo fatto adesso, ma lì era una visione, perché c'era con la elettrificazione della Portogruaro-Casarsa, solo per quanto riguarda le merci, con San Vito, con Rossa e Casarsa, avremmo tirato via il traffico ed è probabile che colleghiamo anche per le persone, che adesso non è così, con la Portogruaro-Casarsa Udine. Oggi la linea è Trieste-Venezia, ma abbiamo guardato avanti, così quando abbiamo fatto, voglio dire, altri ragionamenti che prima enunciavo. Quindi c'è bisogno di una grande visione. Quindi chiedo scusa. No, perché sta terminando a batteria. Che dopo non ven più dentro. Voglio dire, se si vuole, io faccio un appello che mi pare
condividiamo appunto. Se vogliamo cambiare, i cittadini devono darci fiducia. Dobbiamo in questi 8 giorni che ci mancano lavorare tutti per raggiungere questo obiettivo, e chiedo uno sforzo veramente a tutti e far capire il senso reale di quello che noi vogliamo fare. Io, se sarò candidato sindaco, ma loro lo sanno, non abbiamo mai, ci siamo confrontati sul programma anche in maniera importante, ma nessuno ha mai chiesto un assessore, nessuno ha mai chiesto potere, nessuno ha mai chiesto sedie. Tutti hanno messo il loro faccia, la loro professionalità, il loro impegno per cercare tutti assieme di raggiungere l'obiettivo. Poi, se avremo, come io spero, la fortuna, riusciremo a vincere, noi ci troveremo tutti assieme e sceglieremo le persone più preparate, più professionalmente in grado di dare il contributo a questa città, senza nessuna distinzione. Non faremo come gli altri partiti, io ho 300 preferenze e faccio l'assessore di qua, io ho 150 faccio l'assessore di là, io siccome ho partecipato a una squadra voglio fare il presidente della casa di riposo, quell'altro vuole fare il presidente della campus. No, noi quando ci vinceremo sceglieremo assieme gli uomini migliori, quelli che sono in grado di portare avanti il programma con serietà e senza conflittualità. Peraltro, chiudo, io sono, giusto che sia, a fine corsa, quindi non ho obiettivi più avanti da diventare consigliere regionale, parlamentare, eccetera. E sono nelle condizioni, voglio dire, di rispettare i patti che io ho preso, che sono quelli che ho detto a tutti: prima raggiungiamo l'obiettivo, poi assieme ci sediamo a un tavolo e assieme dobbiamo scegliere le persone migliori, perché dopo 7 anni la città è opaca e io considero che Portogallo sia opaca, ma non io, lo dice la gente fuori, basta camminare. E credo che questi 2 mesi nessuno abbia avuto l'ardire o il tentativo di criticare l'esperienza mia del passato. Io ho sentito tanti commenti, tante valutazioni, ma non si è mai tirato in ballo l'anno prima del 2015, mai, da nessuno. E devo dire a chi dice abbiamo avuto difficoltà in questa amministrazione perché c'è stato il Covid, bene, vero, il Covid che ha creato i problemi, ma ricordo a tutti noi che io ho governato dal 2008 al 2015 col patto di stabilità, dove non potevo comprare neanche una sedia per la scuola e abbiamo lasciato 6 milioni di euro lì accantonati. Quindi noi abbiamo, voglio dire, una squadra forte, abbiamo delle esperienze. Quando si governa anche quando bisogna saper governare, anche quando i soldi sono più contenuti. Fatto sta che mi pare che il governo di oggi si faccia anche un bel regalo, visto che i comuni che hanno ricevuto fondi dal PNRR verranno ridotti anche i trasferimenti. C'è anche questo, bene. Però io finisco nel dire che nel passato recente spesso gli assessori dicono ma non possiamo fare questo, non ci sono soldi, non possiamo fare. Io dico che i soldi una comunità li ha, ma deve decidere dove investirli. Non si può dire non abbiamo soldi, punto e basta, non si fa. I soldi ci sono perché ci vengono dalla tassazione. Il problema vero è come li utilizzi, sulla base dei valori, degli obiettivi che abbiamo, senza perdere di vista le fasce più deboli, e finisco veramente, perché dobbiamo partire da lì. La povertà sta aumentando, dobbiamo avere una forte attenzione su questo. Le società sportive sono tutte in crisi o hanno tutte difficoltà, vuoi perché
c'è la Chiesa, vuoi perché ci sono nuove responsabilità, vuoi perché non ci sono impianti adeguati, vuoi perché non hanno certezze di risorse, vuoi perché non c'era un assessorato specifico. Chiudo dicendo che noi, al di là della domanda, create un assessorato all'associazionismo e tutti quanti dire sì perché ce lo chiede l'associazione. No, noi diciamo che cercheremo di costruire un assessorato alla partecipazione, progettazione e associazionismo, perché l'obiettivo nostro è quello delle associazioni qual è? È quello di avere un punto di riferimento e non girare per uffici e non avere mai risposte certe in tempi certi, con risorse programmate assieme certe nell'arco del mandato e non essere lì con ogni 2 minuti a chiedere l'elemosina per un evento o per l'altro che non porta da nessuna parte. Giusto. Quindi questo è quello che io voglio dire. Grazie. Direi che con questa chiusura di Antonio Bertoncello abbiamo completato la vera e propria conferenza stampa. Siamo ovviamente a vostra disposizione per eventuali approfondimenti. Grazie. Grazie.